Buongiorno da Sicilia 24, questi i titoli del nostro telegiornale. Palermo suona il clacson per fare spostare un'auto in doppia fila e viene aggredito da un automobilista. Brutta esperienza per il conducente di un bus dell'AMAT. Caos a 19, gravi inaccettabili per la dirigenza di ANAS, le accuse di Schifani. Immediata la replica del presidente della regione. Non stupisce, dice, la reazione risentita e corporativa. Parte da Cannes l'inchiesta sul giro di favori che ha coinvolto il presidente dell'Ars e la sua portavoce Sabrina De Capitani. Galvagno riferirà in aula come richiesto dalle opposizioni l'8 luglio. Ruspe in spiaggia tra i bagnanti in Sicilia, da Porto Empedocle a Riposto e Santa Teresa di Riva, i mezzi in azione in pieno giorno vicino agli ombrelloni. L'Etna visto da dentro, uno studio dell'Università di Padova ci racconta il vulcano nelle sue profondità grazie a una specie di TAC sismica che ha individuato il suo cuore nascosto. Calciomercato, il Palermo di Pippo Inzaghi verso gli ingaggi di Elia Augello. Nel Catania si attende l'ufficialità per la cessione di Castellini al Mantova, ma si lavora al rafforzamento dell'organico. Bentrovati, Palermo subito con la cronaca, suona il clacson per fare spostare un'auto in doppia fila e viene barbaramente picchiato da un automobilista protagonista, il conducente di un bus dell'AMAT. Sentiamo Tonino De Mana. Aggredito con calci e pugni in testa e al volto solo per aver suonato il clacson ed aver chiesto di spostare quell'auto che impediva il passaggio dell'autobus. È successo a Palermo, dove un conducente dell'AMAT è stato barbaramente picchiato. L'autista dell'azienda che gestisce il trasporto pubblico urbano ha riportato un trauma cranico con interessamento del naso. Dovrà sottoporsi ad ulteriore visita maxillofacciale. Il vile episodio si è verificato in via Regione Siciliana all'altezza dell'incrocio con via Altofonte. È qui che l'autobus di linea 364 era impossibilitato a transitare per la presenza di una macchina in doppia fila. Il conducente del mezzo pubblico ha suonato più volte per cercare di farlo spostare, ma per tutta risposta si è visto aggredito dall'automobilista. L'uomo, soccorso dai sanitari del 118, è stato accompagnato all'ospedale civico. Sulla vicenda insorgono i sindacati che da tempo sollecitano interventi a tutela del personale AMAT. A Catania si è presentato in una farmacia di via Plebiscito come un cliente qualunque per poi all'improvviso passare dall'altra parte del bancone e tirare fuori una bottiglia in vetro rotta. Ecco, lo vediamo dalle immagini. Ha minacciato la farmacista per farsi consegnare il denaro presente in quel momento in cassa. Tutto ciò davanti a una cliente in attesa di ricevere il farmaco richiesto. Al rifiuto della dottoressa, il rapinatore, un catanese di 44 anni, ha nuovamente puntato al collo il collo di bottiglia contro la farmacista, che a quel punto ha aperto il registratore di cassa. L'uomo ha afferrato le banconote presenti in quel momento, un bottino povero, appena 20 euro. Allertata la polizia, i falchi della squadra mobile hanno intercettato il rapinatore in una strada limitrofa via Plebiscito, dove è stato bloccato e arrestato in flagranza per il reato di rapina aggravata. E torniamo adesso al caso della A19, del caos dell'autostrada Palermo-Catania. Continua a suon di repliche lo scontro tra il presidente Schifani e i vertici dell'ANAS. Marco Gullà. Il teatro dello scontro è ancora quello della 19, con i cantieri e il traffico soffocante del weekend. Da una parte c'è il governatore Renato Schifani, dall'altra l'ANAS e i suoi vertici. Una domenica di accuse, mentre tantissimi automobilisti rimanevano intrappolati tra i cantieri della Palermo-Catania. Dopo gli strali del presidente della regione siciliana, che aveva parlato di scarsa collaborazione e chiesto la rimozione del responsabile ANAS Sicilia per la gestione dei cantieri sull'autostrada A19, è poi arrivata puntuale la replica dell'azienda, che in una nota ha definito gravi e inaccettabili le accuse di Schifani, spiegando che ledono l'immagine dell'azienda, la professionalità della dirigenza e l'impegno di tutto il personale coinvolto nei lavori di ammodernamento del sistema infrastrutturale siciliano. Ma non finisce qui. Nella serata di ieri Schifani è tornato all'attacco con un nuovo comunicato. Sorprende, ma non stupisce, dice il governatore, la reazione risentita e corporativa di una parte della dirigenza ANAS, una replica stucchevole che preferisce arroccarsi a difesa dell'apparato piuttosto che assumersi la responsabilità storica di una gestione che ha lasciato per troppi anni l'autostrada Palermo-Catania in condizioni inaccettabili per una regione che aspira alla normalità infrastrutturale.
dice il governatore siciliano, che conclude: ANAS dovrebbe chiedere scusa ai tanti siciliani. L'inchiesta sui contributi che coinvolge il presidente dell'Ars Galvagno svela un meccanismo di favori che parte da un altro caso che fece scandalo, quello di Cannes. Luca Ciliberti. Il presidente dell'Ars riferirà all'Assemblea l'8 luglio su pressione di numerosi esponenti, soprattutto dell'opposizione, che chiedono di salvaguardare il Parlamento siciliano dall'inchiesta che ha coinvolto lo stesso Galvagno. Nelle carte anticipate da Repubblica svelate dalla Sicilia ci sono consulenze, contributi e relazioni che ruotano attorno allo stesso Gaetano Galvagno e al suo staff e pagate, secondo l'accusa, con i fondi a disposizione del Presidente dell'Assemblea e di quelli inseriti nella legge finanziaria votata dal Parlamento siciliano. Galvagno, ed è questa l'ipotesi accusatoria, avrebbe agevolato alcuni imprenditori in cambio di utilità. Un ruolo chiave nell'inchiesta è quello della sua portavoce Sabrina De Capitani, braccio operativo del presidente che ambiva a controllare la Fondazione Federico II. Ed è proprio intercettando le sue conversazioni che i PM della Procura di Palermo hanno scoperchiato un vaso di Pandora. Accanto alla De Capitani, indagata, sembra avere un ruolo importante anche Marcella Cannariato, moglie dell'imprenditore Tommaso Dragotto, vicepresidente dell'associazione organizzatrice di numerosi eventi benefici finanziati con migliaia di euro di fondi pubblici. Anche lei è tra gli indagati. L'inchiesta vede coinvolte 9 persone in tutto, ipotizza reati di corruzione e peculato. A quanto pare le indagini sono partite dallo scandalo su Cannes, quando l'assessorato regionale al turismo stanziò quasi 4 milioni di euro per una mostra fotografica Sicily Woman and Cinema organizzata dalla società lussemburghese Absolute Blue. Per questa stessa società lavorava Sabrina De Capitani come responsabile dei clienti più importanti. Poco dopo però De Capitani divenne la portavoce del presidente Galvagno. Nelle carte dei magistrati c'è un importante omissis, un certo uomo 6 che avrebbe raccomandato un'altra delle indagate per aver ricevuto 2 incarichi. Galvagno, che già all'inizio di gennaio aveva chiesto di essere sentito dai magistrati, è stato interrogato 20 giorni fa rigettando ogni addebito, mentre la sua portavoce Sabrina De Capitani si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Ma l'inchiesta, dopo gli interrogatori di queste settimane, sembra già destinata ad allargarsi. Voltiamo decisamente pagina, ci occupiamo adesso del caldo, del grande caldo. L'anticiclone africano impera in questo momento e per i prossimi giorni sicuramente si registreranno delle temperature da bollino rosso in molte città dell'isola. Tutto questo non scoraggia, come è successo nella giornata di ieri, in una domenica appunto d'estate, né i turisti né tantomeno gli sportivi. Sentiamo. Il solleone, le temperature roventi, l'allerta della protezione civile con Catania e Palermo da bollino rosso non scoraggiano turisti e siciliani. Sul lungomare della città dell'Elefante gli stacanovisti del fitness. Vado a mare ora, però sono uscito dalla palestra, quindi ho fatto un po' di tutto. È estate, si esce, no? Si va a mare e adesso sto andando a mare, anche con la bici. Quindi mobilità sostenibile, non inquiniamo e ci si diverte allo stesso tempo, ci si rilassa. In piazza Franco Battiato una gara nazionale di freestyle skate, ragazzini si cimentano dopo un anno di preparazione. Bici, corse, passeggiate veloci, il caldo non scoraggia. Non temete le temperature torride dei 38-40 gradi che si prevedono? Li temiamo, ma per le passeggiate a lungomare sono sempre piacevoli. Dal lungomare alla spiaggia nera di San Giovanni Licuti il passo è breve, solarium o scogli, il tuffo in acqua qui è a costo zero. Qua in questo momento si respira benissimo e questo è il posto più bello di Catania. Per rinfrescarsi una granita rigorosamente classica. Pistacchio e mandorla. Anche leggere sotto l'ombrellone può essere una buona soluzione, poi il classico tuffo al mare. Il caldo comunque nei prossimi giorni non mollerà la presa. È prevista un'ulteriore pulsazione che farà aumentare le temperature fino a 38-40 gradi. Very good. Thanks a lot. Thanks a lot. And where are you from? Catania. Catania, bravo. Do you want to come with us? Yes. Come on. Sotto il sole, diriccione, quasi mi prendo. E adesso vi mostriamo le ruspe in spiaggia, però tra i bagnanti. È accaduto a Porto Empedocle, a Riposto, a Santa. 'Santa. 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 '
Ruspe in azione tra gli ombrelloni e i bagnanti sotto il sole. È quanto accaduto a Porto Empedocle, sulla spiaggia del Caos, dove in pieno giorno mezzi meccanici hanno operato sulla sabbia a pochi passi da chi era in costume. A segnare l'accaduto è la situazione ambientalista Mare Amico, che denuncia un intervento anomalo e potenzialmente pericoloso. Nel video diffuso si vedono una ruspa e alcuni operai intenti a posare una condotta, probabilmente per il ripascimento dell'arenile. Ma a far discutere è soprattutto il momento scelto per i lavori. Secondo Mare Amico, l'intervento è avvenuto in pieno periodo di balneazione, senza alcuna delimitazione dell'area o misure di sicurezza per i presenti. E casi simili si registrano anche altrove. A Riposto, nella spiaggetta dei Pompieri, è polemica per un intervento analogo. A documentarlo è un video pubblicato dalla consigliera di minoranza Mariella Di Guardo, che mostra mezzi all'opera tra i bagnanti. I lavori, seppur autorizzati, secondo la consigliera, si sarebbero dovuti svolgere con l'area interdetta e sgombra. Il filmato è stato consegnato ai carabinieri, che sono intervenuti per accertamenti disponendo lo sgombero della spiaggia. Scene simili anche a Santa Teresa di Riva, dove una ruspa ha attraversato l'arenile manovrando tra lettini e ombrelloni. Alcuni presenti hanno segnalato l'episodio, denunciando la mancanza di sicurezza. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi andremo a farvi conoscere un giovane medico siciliano. Ci fermiamo. Seconda parte di Sicilia 24, giovane medico nisseno tra i protagonisti del primo intervento di telechirurgia in Europa. L'equipe ha operato un paziente a distanza, ma vediamo tutto nel servizio di Rita Cinardi. Tecnologia robotica al servizio della medicina è uno degli ambiti su cui sta scommettendo la chirurgia in Italia e nel mondo, e alla quale si sta dedicando Enrico Vecchio, giovane medico nisseno di 29 anni in formazione specialistica in urologia, che attualmente sta perfezionando i suoi studi in Belgio, ed è stato qui che qualche giorno fa ha preso parte al primo intervento in Europa di telechirurgia a distanza tra l'Orsi Academy e l'Azorg Hospital, due centri di eccellenza nell'ambito della chirurgia urologica. Il paziente, un uomo con un tumore alla prostata, è stato sottoposto ad un intervento di prostatectomia radicale all'Azorg Hospital, mentre l'equipe, diretta dal professore Alexander Motry, si trovava a 20 km di distanza, e da lì il chirurgo manovrava la console che dava i comandi alle braccia meccaniche in azione sul paziente. Con la chirurgia robotica abbiamo la possibilità di trattare i nostri pazienti con una tecnica estremamente mini-invasiva, e con la possibilità di fare 4 piccole incisioni possiamo raggiungere gli organi che devono essere trattati. Nell'ambito urologico abbiamo le patologie della prostata, del rene, della vescica, che possono essere trattate in maniera mini-invasiva. Con la possibilità di utilizzare la chirurgia robotica si aggiunge anche quella della telemedicina o telechirurgia. È un ambito nuovo, sperimentale, dove c'è la possibilità di operare i pazienti che sono anche a migliaia di chilometri di distanza da dove si trova il chirurgo. Cure a distanza dunque anche per chi non potrà permettersi di fare migliaia di chilometri per potersi sottoporre ad un intervento nei centri specializzati. Questo il principale obiettivo della telechirurgia, ormai vera e propria scommessa del futuro. L'Etna visto di dentro, uno studio dell'Università di Padova infatti ci racconta il vulcano nelle sue profondità grazie a una sorta di TAC sismica che ha individuato il suo cuore di magma. Orazio Longo. C'è interazione tra i processi magmatici e le attività di faglia, lo dice uno studio dell'Università di Padova in collaborazione con l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania, coordinato da Gianmarco Del Piccolo e Emanuele Faccenda e pubblicato su Communication Earth Environment. Lo studio, che ha avuto come fine quello di proporre un metodo per ricostruire tridimensionalmente il campo di sforzo a partire dai dati sismici, mette in evidenza come sotto la superficie dell'Etna si nasconda una rete di fratture
fratture lunga chilometri e piena di magma, cuore nascosto del vulcano osservato nel dettaglio grazie a una specie di TAC fatta con le onde sismiche. Le faglie possono svolgere un ruolo chiave nel dirigere il flusso di magma, controllare la posizione delle bocche eruttive e influenzare i rischi vulcanici come l'instabilità dei versanti e il crollo dell'edificio, scrivono i due studiosi. A emergere è la presenza di un corpo di dicchi verticali, ossia di fratture riempite di magma, che si estende tra i 6 e i 16 km di profondità formando una rete a raggiera che agisce come sistema di vie preferenziali per la risalita del magma. L'aspetto interessante, spiega Del Piccolo, è che il centro di questa rete non è al di sotto della cima dell'Etna, ma è spostata a sud-est. Sono stati analizzati circa 15.000 terremoti avvenuti tra il 2002 e il 2021. Questo metodo potrebbe avere, secondo Emanuele Faccenda, coordinatore della ricerca, un impatto significativo sulla predicibilità delle migrazioni di magma e fluidi in vari ambienti crostali, inclusi campi geotermici e petroliferi. Ci fermiamo ancora e subito dopo il calciomercato. A tra poco. Siamo tornati in studio per il calcio. Il nuovo Palermo di Inzaghi prende forma. Da oggi il direttore sportivo Osti tornerà al lavoro per ufficializzare diversi nomi in entrata. Ma sentiamo Marco Gullà. Dall'ufficialità dell'ingaggio di Pippo Inzaghi al bagno di folla per la presentazione del neo allenatore rosanero e infine lo svelamento delle nuove maglie davanti ai 50.000 del Foro Italico in occasione del concertone. Per il Palermo si conclude una settimana decisamente positiva che ha sancito la pace con i propri tifosi dopo le polemiche della scorsa stagione. Si riparte e da domani il direttore sportivo Carlo Osti tornerà al lavoro per definire diverse trattative in entrata già in fase avanzata. Innanzitutto Salvatore Elia dallo Spezia, il laterale ha detto sì ai rosanero. L'offerta del Palermo ammonta 1,2 milioni, mentre i liguri ne richiedono 1,5 più bonus. Tale differenza potrebbe essere colmata all'inizio della settimana, quando Elia incontrerà i dirigenti dello Spezia per ribadire la sua volontà di trasferirsi a Palermo. Nei prossimi giorni attesa anche la conclusione positiva per Augello e Palumbo. Per il primo svincolato l'accordo dovrebbe concretizzarsi rapidamente con un contratto biennale e opzione per il terzo anno. L'arrivo del fantasista proveniente dal Modena dovrebbe invece definirsi nei primi giorni dopo l'apertura del mercato. Anche in questo caso le parti sono sostanzialmente d'accordo su tutti gli aspetti, con un trasferimento previsto intorno a 1,5 milioni di euro più il cartellino di Saric valutato circa 1 milione. Nodo portiere per Audero, trattativa in salita. Il Palermo sta comunque monitorando Klinsmann del Cesena, in uscita Di Mariano, su di lui Bari e Pescara. E in azione anche le siciliane di Serie C. Ovviamente parliamo del mercato che ufficialmente aprirà i battenti domani. Il servizio. È il momento di stringere. Il dialogo tra il direttore sportivo Ivano Pastore e l'allenatore Mimmo Toscano si fa sempre più intenso e l'obiettivo è quello di arrivare ad avere entro il ritiro di Norcia una rosa quanto più definitiva possibile, soprattutto un organico il più possibile alleggerito dal peso degli esuberi. In uscita ci sono diversi giocatori: Marsura, Costantino, Peralta, D'André, Popovic ad esempio, ma anche Gega, Luperini, De Rosa e Montalto. Poi c'è da verificare la posizione di Cianci, per il quale ancora non risulterebbe il riscatto da parte della Ternana, quindi il nodo Cicerelli, non riscattato dagli umbri e che alla fine potrebbe anche rimanere. Quasi definita invece la cessione di Castellini al Mantova in Serie B, per lui formula con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. In entrata il nome caldo sul mercato è quello del giovane difensore del Cesena Simone Pieraccini. Il Catania ha tentato di portare il rossazzurro già a gennaio, adesso ci riprova. Conferme arrivano anche dall'Emilia, si lavora per una cessione in prestito del difensore. A Siracusa, definita la prosecuzione con il tecnico Marco Turati, si attende adesso il rientro in città del presidente Alessandro Ricci per dare seguito ai colloqui sulla programmazione tra l'allenatore e il DG Guglielmino. Da ufficializzare anche il nome del nuovo direttore sportivo con Antonello Lanerin Pol. Sul fronte giocatori probabile una rivoluzione. A Trapani il presidente Antonini ha chiuso un altro acquisto, si tratta di Franco Vasquez, attaccante argentino nell'ultima stagione al Monopoli. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. La punta ha già giocato in Sicilia, a Troina e Siracusa. Con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. Grazie a tutti per averci seguito. Il nostro prossimo appuntamento con l'informazione alle 14 su questa rete. Adesso vi lascio a Luca Ciliberti per la rassegna stampa. A tutti una buona giornata.